Oggi una partita che ha visto Padova sempre sotto con il risultato, però insomma con molta calma siete riusciti a portare a casa 3 punti importanti. Sì, era importante giocare il nostro pallavolo, portare a casa 3 punti. Sono contento da questo cosa abbiamo fatto alla fine di secondo set, perché siamo stati un po' sotto il risultato e questo set secondo ha portato anche questo terzo dove abbiamo controllato il nostro gioco. Senti, aver chiuso come campione d'inverno vi dà più pressione o anzi forse vi dà più stimoli? Io ho sentito già questa domanda e assolutamente non dà più pressione, perché noi siamo abituati di avere pressione e questo forse è stata la sorpresa che abbiamo finito come primi, ma abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto e adesso dobbiamo fare così, che continuare a giocare in modo più efficace come possiamo. Grazie, in bocca al lupo. Ciao. Matej Kazischi, una partita che ha regalato 3 punti a Trento. Padova poteva giocarsi il tutto per tutto contro i campioni d'inverno. Brava Trento a stare sempre in partita. Siamo stati veramente bravi, perché sia il secondo che il terzo set ci siamo trovati sotto, però siamo riusciti punto per punto a ritornare in pareggio attorno ai 20 punti e lì siamo stati bravi a chiudere noi. Questo che ci ha permesso a chiudere 3-0, 3 punti importantissimi e anche una partita fuori casa che non era facile. Senti, Trento campione d'inverno adesso continua a rimanere in alto. Dall'alto della tua esperienza, cosa deve fare adesso Trento per cercare di rimanere il più in alto possibile? Allora, adesso la difficoltà di questo momento è prima di tutto perché arrivano tante partite in un periodo molto breve, quindi dobbiamo stare attenti a tenere il nostro livello e non rilassarci, perché non c'è quanto. E quindi questa è la prima cosa da fare. Seconda cosa, ovviamente, fare di tutto per provare a mantenere questo nostro primo posto. Ecco. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.